Modifiche demografiche, aumento della longevità, nuovi farmaci e nuove tecnologie. Tutto questo comporterà per il Servizio Sanitario Nazionale un incremento entro il 2025 del fabbisogno di spesa stimabile tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Dinamiche complesse che vanno analizzate per affrontare al meglio il futuro, con mezzi e strumenti anche alternativi alla sanità pubblica. In quest'ottica le banche di credito cooperativo con Assicra Veneto lanciano il Progetto Salute, presentato a Thiene nell'ambito di un incontro con i soci di Banca San Giorgio Quinto Valeagno. Perché questo Progetto Salute? È un progetto che vuole in qualche modo supportare e sostenere i clienti delle BCC per una forma di tutela aggiuntiva al servizio sanitario pubblico. Uno strumento che consente di ottenere rimborso delle spese ospedaliere, extra ospedaliere, con una serie molto importante di servizi a supporto per l'intero nucleo familiare. Quali sono i vantaggi? Il vantaggio principale è quello di ridurre la spesa. C'è un vantaggio fiscale legato alla detraibilità e per alcuni aspetti anche alla deducibilità, un supporto, un sostegno, un importante sostegno per la vita familiare. Perché questa serata? Perché riteniamo che i tempi siano maturi, perché la banca, il credito cooperativo, la nostra banca San Giorgio, si impegni anche in un settore importante che è quello del welfare. All'articolo 2 del nostro statuto specificatamente è evidenziato il fatto che la banca persegue delle finalità di elevazione delle condizioni sociali dei soci e dei clienti, fra i quali anche il risparmio e la previdenza. L'obiettivo è quello di incentivare forme alternative di previdenza che forniscano aiuto e supporto alle persone nel momento in cui si manifestano necessità legate alla sfera della salute. Quando la sanità pubblica non può essere presente perché i tempi sono troppo lunghi, le strutture mancano o manca il professionista, il nostro piano sanitario interviene. Interviene come? Dà la possibilità al cliente di scegliersi il professionista, di scegliersi la struttura e di velocizzare i tempi delle visite o delle analisi che deve fare. Il trend di crescita delle forme alternative di sanità integrativa privata è costante, ma quanto incide nei bilanci familiari a livello italiano questo fenomeno? La spesa sanitaria privata è intorno al 25% di tutta la spesa sanitaria, quindi abbiamo un 75% circa di spesa sanitaria pubblica, tra virgolette, ma un buon 25% di spesa sanitaria privata. Di questo 25%, solo il 13% di questa spesa che il cittadino sostiene è coadiuvata da delle forme sanitarie integrative. Tutto il resto, quindi l'85% circa, è direttamente a carico delle tasche degli italiani. Per dare un'idea, oggi pro capite l'italiano medio spende 500 euro di spesa sanitaria privata, le previsioni danno nei prossimi 5 anni un incremento fino ad arrivare in alcuni scenari fino a 700 euro a testa di spesa sanitaria privata.